Voglio chiarire una cosa, prima di tutto non è in discussione l'Unione Montana, quindi la nostra volontà è quella di continuare il lavoro all'interno dell'Unione Montana. Quello che vogliamo fare come amministrazione, visto che ci siamo insediati da 3 mesi, è capire bene una delle principali funzioni che qualche anno fa il Comune ha deciso di delegare all'Unione Montana, che è la delega della polizia locale. Il sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco, mette ordine nella complessa faccenda della polizia locale e ribadisce: il capoluogo non se ne va dall'Unione Montana, ma sui vigili è tutto un altro paio di maniche. Il tema ha tenuto banco, fuori verbale ovviamente perché non era nell'ordine del giorno dell'ultima riunione del Consiglio dell'Unione Montana, e Finco ribadisce che Bassano sta facendo i conti per capire se conviene tenersi la polizia locale in esclusiva o condividerla con gli altri comuni del territorio. E vogliamo capire, attraverso una verifica dei dati ma anche della qualità del servizio, se rispetto a prima il servizio è migliorato oppure no, se i costi sono aumentati oppure no. Quindi penso che da bravi amministratori vogliamo anche vederci chiaro sui conti, sui dati e sulla qualità del servizio rispetto a prima. Penso che sia dovere di qualsiasi amministratore fare un focus sulla funzionalità degli enti. Il percorso, assicura il sindaco, verrà portato avanti coinvolgendo il Consiglio Comunale e le commissioni, ma la scelta sembra correre su 2 binari paralleli. Uno è quello dei conti, l'altro è quello della strategia amministrativa e, perché no, politica. Ma l'unione resta e anzi, per molti, è il momento di allargarla. Le unioni montane restano in piedi se ovviamente si allargano e se danno servizi a molteplici comuni, quindi oggi sarebbe fondamentale allargare quello che è il campo dell'unione montana ad altre realtà con termini, però bisogna capire se c'è la volontà anche da parte degli altri amministratori. E poi, al di là della funzione di polizia locale, penso l'unione montana potrebbe essere un contenitore anche per altre materie che si potrebbero delegare.